Invitiamo la Chiesa ad alzarsi in piedi in questo momento e a posizionarsi. Amém. Preghiamo al Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, noi vogliamo cominciare questo culto, Signore. Noi vogliamo ringraziarti per il privilegio di essere qua, Signore. Padre, questo culto è per te, Signore, tutto è per te, Signore. Ricevi la nostra lode, la nostra adorazione, Signore. Che il tuo Spirito Santo possa agire in mezzo a noi, che la tua presenza, Signore, possa essere la cosa principale che noi siamo venuti a cercare questa sera, Padre. Spirito Santo di Dio, lavora in mezzo a noi, lavora nei nostri cuori, lavora nella nostra vita, Signore. Trasforma, Signore, la nostra vita, Signore. Cambia, Signore, in noi, Signore. Agisci, Signore, in noi, Signore. Que ognuno di noi possa, Signore, guardare e examinar se stesso, Signore, e cercare un cambiamento nella tua presenza, Signore. È per questo che noi siamo qui, Signore, per migliorarci, per fare parte di questo corpo, per fare parte, Signore, di questa chiesa, Signore, per adorarti insieme, Padre. Signore, ricevi questa lode, Signore, ricevi, Signore, questo culto, Signore, ricevi, Signore, una preghiera, Signore, che sarà fatto in questo giorno, Signore. Ricevi, Signore, ogni lode che sarà innalzata a te, Padre. Signore, ogni persona, Signore, che sta cercando, Signore, sta combattendo questa notte, Signore, possa uscire di qua vincitori, Signore, nella tua presenza, Padre. E che il tuo nome, Signore, sia glorificato, Signore, che il tuo nome, Signore, sia esaltato, Signore. È per questo che noi siamo qui, Signore, in nome di Gesù, Signore. Amém, Signore. Aplaude o nome del Signore. Noi cantiamo glorioso, noi gridiamo Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò glorioso. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Griderò perché buono sei. Canterò, Gesù è il Signore. E dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, glorioso. Noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo, Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò glorioso. Nessuno è come te. Applaudiamo il Signore con le mani. Tu regnerai per sempre e sempre, e tu vivrai. Tuo amor sarà per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò perché buono
è come te, glorioso. Noi cantiamo glorioso, noi gridiamo, Cristo ti loderà, tuo nome innalzerò. Nessuno è come te. Alleluia, alleluia, nessuno è come te. Alleluia, alleluia. Tu puoi dire questa frase: nessuno è come te, Gesù? Più forte: nessuno è come te, Gesù. Con autorità dici: Gesù, nessuno è come te. Alleluia, alleluia. Adesso noi canteremo che il nostro Dio è degno di lode. Il nostro Dio è degno di lode. Il nostro Dio è degno di lode. Se non siamo nati per adorare il Signore, perché siamo nati? Gli angeli e i santi si inchinano a te, gli anziani gettano le corone davanti a te, perché sei re. Gli angeli e i santi si inchinano a te, gli anziani gettano le corone davanti a te, perché sei re. Tu sei degno di lode. Dichiari questo. Tu sei degno. Tutto venga e tutto venga a te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Gli angeli e i santi si inchinano a te, gli anziani gettano le corone davanti a te, perché sei re. Tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto viene
nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te, Gesù. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode. Giorno e notte. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te, Gesù. Giorno e notte la nostra lode ti innalziamo. Ti innalziamo. Ti innalziamo. Oh Signore, 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 ti innalziamo. Ti oh Signore, ti innalziamo. Ti innalziamo. Ti innalziamo. Oh Signore. Ah, Spirito Santo, applaude o nome del Signore. Amen. Pace a tutti. Grazia e pace da Dio nostro Padre
e dal Signore nostro Gesù Cristo. Questo è un saluto personalizzato del gruppo della lettura biblica degli uomini. Potete sedervi qualche minuto, voglio darvi qualche avviso sulla settimana che sta cominciando. Allora, lunedì, dopodomani, avremo il nostro incontro degli operai, la nostra riunione con tutti gli operai, il leader della Chiesa, quindi se tu sei il leader, se sei presbitero, diacono, diaconessa, cooperatore, cooperatrice, missionaria, pastore evangelista, apostolo, maestro, siete tutti invitati a partecipare alla nostra riunione in cui parleremo della situazione, dell'organizzazione della nostra Chiesa. Dopodiché mercoledì alle 18:30, come sempre, abbiamo la nostra preghiera della Chiesa. Tutta la Chiesa è invitata a venire. Dio sta facendo delle grandi cose all'interno delle preghiere di questa Chiesa, all'interno della preghiera che le donne hanno fatto durante questa campagna di notte. Dio ha fatto grandi miracoli nella vita di diverse famiglie. La missionaria Katia mi ha appena raccontato di un miracolo che Dio ha fatto nella sua casa attraverso la preghiera, quindi non rifiutiamo la preghiera è la più grande arma che abbiamo. Io voglio invitare tutti voi che avete la possibilità mercoledì alle 18:30 di essere qua. I teens ci guideranno nella preghiera, ma tutti quanti insieme pregheremo e sono sicuro che ognuno di voi, le vostre case, le vostre vite avranno una grande risorsa in più per combattere il mondo là fuori attraverso la preghiera del mercoledì. E dopo la preghiera c'è il nostro culto ricarica alle ore 8. Giovedì abbiamo lampada. Vi avviso a voi che fate lampada che sarà la penultima lezione di quest'anno. Siamo entrati nell'Apocalisse, questo che continueremo a studiare giovedì alle 21. E infine sabato prossimo siete tutti invitati nuovamente, anche perché sabato prossimo sarà il nostro culto di Santa Cena, quindi venite tutti quanti, invitate qualcuno, sarà un culto meraviglioso. Facciamo una preghiera in questo momento per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta, tu che hai portato la tua decima, tu che hai portato la tua adorazione a Dio, in questo momento hai la libertà di portarla al Signore. E se c'è la possibilità di fare come abbiamo fatto l'altra volta, possiamo portare una cassetta qua davanti e tutti quanti noi portiamo, chi oggi è la persona che è stata toccata da Dio e che vuole portare qualcosa alla casa del Signore, portiamo la nostra offerta, la nostra decima a Dio. C'è il seggiolino lì. Che Dio possa veramente farvi vedere che la sua fedeltà è grande nelle nostre vite, che Dio possa farvi veramente vedere che Lui viene incontro ad ogni necessità della nostra vita, delle nostre famiglie, che Dio possa farvi vedere che veramente colui che lo mette alla prova viene risposto dai miracoli di Dio. In questa Chiesa abbiamo ancora tanto da fare, tutto ciò che facciamo attraverso le nostre decime, attraverso le nostre offerte, attraverso il modo in cui Dio tocca ognuno di noi, e sono sicuro che Dio ha tanto da fare qua dentro. Quindi in questo momento preghiamo insieme che Dio possa consacrare questa forma di adorazione che oggi porteremo all'altare e che possano essere usati al meglio affinché la sua opera possa continuare a prosperare in mezzo a noi. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo pregarti per le nostre decime, per le nostre offerte. Io ti chiedo, Signore, che possano salire a te, Signore, come la nostra migliore adorazione. Non guardare, Signore, le nostre tasche, non guardare, Signore, ciò che abbiamo, Signore, oggi con noi, ma guarda il nostro cuore, Signore, guarda in che modo noi oggi stiamo venendo a te, dandoti con gioia, Signore, quello che tu hai messo nel nostro cuore. E io ti prego, Signore, che possa essere usato al meglio, che questa casa possa diventare una casa di preghiera, una casa di preghiera in cui ognuno di noi possa sentirsi nel modo migliore possibile, che possa avere un bel camminamento su cui camminare, che possa sentirsi al caldo nei giorni freddi, al freddo nei giorni caldi, che possa sentire, Signore, che qua dentro si sente veramente a casa. Questa è la nostra casa, la casa di questa famiglia, e noi vogliamo, Signore,
oggi dare qualcosa affinché, Padre, tu possa renderla la miglior casa possibile. Nel nome di Gesù benedici questo momento. Amen. Amen. Siamo con armi di fieno, e niente ci resisterà finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta sei, suo nome è infallibile, il re cambiando, ma Dio non cambia mai, suo nome è immutabile, l'inferno non trionferà, e nulla ci impedirà, noi lo adoriamo. E anche le mura cadranno, le catene si spezzeranno, finché come un tono impetuoso.
credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio, sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio, sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio, sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei, sì, io credo, sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio, sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Fino a provocare, fino a traboccare, oh, la tua gloria, oh, scende la tua gloria, fino a traboccare, oh, scegli la tua gloria, oh, scende la tua gloria. Alleluia, alleluia. Quando Paolo e Sila erano in prigione, mentre noi cantavamo quella canzone Vittorioso è, il Signore mi ha fatto visualizzare mentre Paolo e Sila non erano in prigione. E immagino cosa hanno pensato in quel momento. Siamo in prigione, le nostre mani sono legate, i nostri piedi sono legati, le porte sono chiuse, ma le nostre bocche sono libere, la nostra bocca è libera. E quindi cosa facciamo? Noi adoriamo il Signore. E allora cosa facciamo? Noi adoriamo il Signore. E allora cosa facciamo? Noi adoriamo il Signore. Le nostre mani sono legate, i nostri piedi sono legati, le porte sono chiuse, ma la nostra bocca è libera. E quindi noi adoriamo il Signore. E le porte delle prigioni, non prevaleceranno contro il popolo di Dio. Vittorioso! Vittorioso è, nella tempesta sei,
Le nostre mani sono legate, i nostri piedi sono legati, ma le nostre bocche sono libere. E quindi noi possiamo adorare, noi possiamo adorare, noi possiamo adorare, noi possiamo adorare. Vittorioso è, velato in questa sei, suo nome è infallibile, in te non cambiamo, ma Dio non cambia mai, tuo nome è invitabile. Io volevo finire questa canzone cantando: l'inferno, l'inferno non trionferà. Dichiari questo per la tua vita. E nulla ci impedirà, noi lo adoriamo. Ancora una volta l'inferno, ancora una volta l'inferno. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà, noi lo adoriamo. Ancora una volta l'inferno, l'inferno non trionferà e nulla ci impedirà, noi lo adoriamo. E anche le mura cadranno, e anche le mura cadranno, le catene si spezzeranno finché Io non ho mai avuto visioni celestiali, visioni di angeli del paradiso, ma
Sono convinto che in questo momento ci sia una grande festa su in cielo per quello che è appena avvenuto in mezzo a noi. Sono convinto che questa lode è salita e lassù stiano facendo una grande festa per questa adorazione che abbiamo fatto a Dio questa sera. Amen. Invito a aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Zaccaria, al capitolo 4. Amen. Dice così: il titolo è La visione del candelabro e degli ulivi. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come si sveglia un uomo dal sonno. Mi chiese: che vedi? E io risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso ed è munito delle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno 2 olivi, l'una a destra per il vaso e l'altro una a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio Signore? L'angelo che parlava con me mi rispose: non sai che cosa significano queste cose? E io dissi: no, mio Signore. Allora egli mi rispose: questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle gride di grazia, grazia su di lei. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei 7 là, gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele? Io gli dissi: che significano questi ulivi, questi 2 olivi a destra e a sinistra del candelabro? Per la seconda volta io presi a dire: che significano questi 2 ramoscelli d'ulivo che stanno ai lati dei 2 condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato? Egli mi rispose: non sai che cosa significano queste cose? Io risposi: no, mio Signore. Allora egli disse: questi sono i 2 unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io ti chiedo, Signore, di presentarti a noi, Signore, attraverso questa tua parola, Signore, di agire dentro di noi, Signore, conforme alla tua volontà, Signore. Io ti chiedo che questa parola possa parlare questa sera con più persone possibili, Signore, con tutti, Signore, se questo è quello che tu vuoi, Dio, e che questa parola possa mettere radice, possa cambiare radicalmente le nostre vite. Nel nome di Gesù, Signore, io non ho nulla da dire, ma se tu ti utilizzi di me questa sera, potrà essere una grande serata per la tua gloria, per il tuo onore. Amen. Amen. Abbiamo letto tutto il capitolo 4 del profeta Zaccaria. Se tu oggi non avevi ancora fatto la tua lettura quotidiana, il tuo capitolo quotidiano, abbiamo risolti in questo momento. Voglio solamente fare un breve accenno storico per capire di che cosa stiamo parlando. Chi è il profeta Zaccaria, che cosa sta succedendo, chi è questo Zorobabele. Successe all'incirca così: la Palestina di allora, il regno di Israele di allora, era diviso in 2 parti, la parte a nord e la parte a sud. La parte a nord era chiamato regno del nord o regno di Israele, la parte a sud era chiamata regno di Giuda. Prima la parte a nord fu conquistata dagli Assiri.
Dopodiché la parte a sud, cioè quella in cui c'era Gerusalemme, in cui c'era il Tempio, fu conquistata dai babilonesi, che esiliarono il popolo di Giuda in Babilonia. Dopo 70 anni di esilio, il popolo di Giuda poté ritornare. Quando i persiani conquistarono i babilonesi, il popolo di Giuda poté ritornare nel suo regno, nel regno di Giuda, e ritornarono a Gerusalemme. Solo che quando tornarono a Gerusalemme, la città era completamente diversa da quella che avevano lasciato, perché i babilonesi avevano raso al suolo la città, avevano distrutto tutte le mura, avevano distrutto il Tempio, non c'era più niente di intatto in quella città, e quindi il popolo piano piano doveva ricominciare a ricostruire tutto. Quindi sotto la guida di Zorobabele, che era questo uomo che abbiamo visto in questo testo brevemente, che era il re, il governatore in quel momento, discendente di Davide, ricominciarono a ricostruire il Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone. Solo che dopo un po' di tempo che stavano ricostruendo il Tempio di Salomone, avvenne che fermarono i lavori e per 15 anni nessuno costruì più nulla. Allora Dio utilizzò 2 profeti, il profeta Ageo e il profeta Zaccaria, per stimolare il popolo a trovare nuove forze per riprendere la ricostruzione del Tempio. Ecco che allora vediamo nel libro di Zaccaria diverse profezie, diverse esortazioni per il popolo di Giuda a riprendere questa costruzione. Il libro del profeta Zaccaria è un libro in cui ci sono diverse visioni. Questo del capitolo 4 è la quinta di 8 visioni che ci sono all'interno di questo libro. Il libro di Zaccaria è sicuramente più conosciuto per le sue profezie messianiche, è probabilmente il libro con più profezie messianiche o con le profezie messianiche più escatologiche. Si parla del ritorno di Gesù sul Monte degli Olivi, è un libro molto bello, ma a noi interessa oggi questa quinta visione sulle 8 visioni di Zaccaria. E perché ci interessa questa quinta visione? Perché quello di cui oggi lo Spirito Santo mi spinge a parlarvi è del fatto che tutti quanti noi, come Zorobabele in quel tempo, dobbiamo ricominciare a costruire il nostro Tempio. Dobbiamo riprendere la costruzione del nostro Tempio, da dove l'avevamo interrotta. La storia della Bibbia ci parla di molti re, ma all'interno di questi re ce ne sono 3 che sicuramente spiccano dagli altri, e spiccano perché sono stati degli ottimi re. La Bibbia stessa sottolinea quanto siano stati bravi questi re, bravi non perché hanno costruito dei grandi palazzi o perché hanno vinto delle grandi guerre, ma sono stati dei bravi re perché hanno seguito più di tutti la via del Signore. Il primo di questi re sicuramente è il re Davide, che tutti quanti conosciamo, no? Quello di Davide contro Golia. Il re Davide sappiamo che sicuramente è stato un buon re, perché si dice che lui è l'uomo secondo il cuore di Dio. Un altro re che veramente fece la differenza sotto questo punto di vista fu il re Ezechia. Se alcuni di voi si ricordano la storia del re Ezechia, noi sappiamo che sì, è vero, verso la fine della sua vita non si comportò forse troppo bene, ma ci fu un momento della sua vita, precisamente 15 anni prima di morire, in cui Dio gli disse: tu stai per morire, metti in ordine la tua casa perché tu morirai. Allora si dice che Ezechia, c'è scritto che Ezechia si girò verso un muro, si inginocchiò e cominciò a pregare, e pregò all'incirca così: Dio, ricordati di tutto quello che io ho fatto per te. Pensate che Dio ha ascoltato questa preghiera, si è ricordato di tutto quello che Ezechia aveva fatto per lui, e per tutte le opere di Ezechia, per tutto il bene, per come Ezechia aveva camminato alla sua presenza, Dio decise di allungargli la vita di 15 anni. Tanto bravo che fu questo re. Il terzo di questi re fu il re Giosia, era il nipote di Ezechia, e ci dice che Giosia, c'è scritto nel libro di Seconda Re, non ci fu nessuno né prima di lui né dopo di lui che si convertì tanto come il re Giosia. Né prima di lui né dopo di lui nessun re si convertì tanto a Dio come il re Giosia. Questi 3 grandi uomini, questi 3 grandi re avevano tutti una cosa in comune:
oltre al fatto di essere stati ottimi re, avevano tutti una cosa in comune. Quando Davide cominciò il suo regnato sul regno di Israele, che allora era unificato, la prima cosa che Davide fece fu ordinare ai suoi generali di riportare l'arca dell'alleanza a Gerusalemme. La prima cosa che fece, il primo ordine che diede, lui non disse fortifichiamo l'esercito, Davide non disse costruiamo nuove infrastrutture, Davide non disse costruiamo un palazzo, non disse facciamo una grande campagna contro i popoli ribelli, no. La prima cosa che Davide volle fare fu quella di prendere l'arca dell'alleanza e portarla a Gerusalemme. Il re Ezechia, appena diventò re, la prima cosa che volle fare, c'è scritto che il primo mese del primo anno del regnato di Ezechia, lui fece purificare il tempio di Gerusalemme. Il primo mese del primo anno del suo regnato, appena cominciò a regnare, la prima cosa, lui mandò i leviti dentro il tempio di Gerusalemme e disse tirate via tutti gli idoli, tirate via tutte le statue, purificate questo tempio. Allo stesso modo il re Giosia, c'è scritto che la prima cosa che il re Giosia fece fu eliminare l'idolatria di Gerusalemme e restaurare il tempio di Gerusalemme. Tutti e tre fecero praticamente la stessa cosa. Il primo fece portare l'arca dell'alleanza quando ancora non c'era un tempio a Gerusalemme. Il secondo purificò il tempio. Il terzo restaurò il tempio di Gerusalemme. Tutti e tre avevano una cosa in comune, tutti e tre avevano capito l'importanza del Tempio di Gerusalemme, l'importanza del Tempio di Dio. Perché il Tempio di Dio è così importante? Ci sono varie motivazioni per le quali il Tempio di Dio è veramente un luogo importante. Una motivazione, ad esempio, è che il Tempio è il luogo massimo dell'adorazione a Dio. Il Tempio è il luogo in cui c'è la più grande adorazione a Dio. Il Tempio era il posto in cui le persone si riunivano e lì si concentrava tutta l'adorazione. Era il luogo massimo dell'adorazione a Dio. Prima ancora che ci fosse il Tempio, sapete cosa si faceva? Si facevano gli altari. E Abramo, che è considerato il padre della fede, è un esempio in questo. Lui voleva così tanto adorare, voleva così tanto ringraziare Dio che in ogni luogo che lui andava costruiva un altare. Se voi prendete il libro di Genesi e cominciate a leggere la storia di Abramo, voi vedrete che Abramo lasciò la sua terra, la sua parentela, come Dio gli aveva ordinato, e cominciò a vagare per la terra finché arrivò al paese di Canaan. Dal paese di Canaan partì per andare alla terra di Canaan, come Dio gli aveva detto. Arrivò a Canaan e si fermò in un luogo che si chiama le Querce di More. Alle Querce di More Abramo costruì un altare a Dio. Partito dalle Querce di More, Abramo andò a Betel ad abitare, e appena arrivò a Betel, Abramo costruì un altare a Dio. Partito da Betel, Abramo andò alle Querce di Mamre, e appena arrivò alle Querce di Mamre, Abramo costruì un altare a Dio. Vedete come Abramo aveva a cuore l'adorazione a Dio. A quel tempo non c'era il Tempio, a quel tempo c'erano gli altari, e Abramo in ogni luogo in cui andava costruiva un altare a Dio, per adorare Dio, per ringraziare Dio, perché il Tempio era il luogo massimo dell'adorazione a Dio. Un altro motivo per il quale il Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone, il Tempio di Dio era così importante, era perché all'interno del Tempio lo Spirito Santo aveva la possibilità, la libertà di agire come voleva. Vediamo questo quando Salomone finisce di costruire il Tempio. Appena finisce di costruire il Tempio, la Bibbia ci dice che la gloria del Signore, no? In questa parola ebraica che ci piace tanto, la Shekinah di Dio, riempì così tanto quel luogo che i sacerdoti non poterono nemmeno entrare all'interno del Tempio. E successivamente vediamo ancora questa gloria, questa presenza, questo agire, questa libertà dello Spirito Santo che agì nel Tempio, e nessuno di coloro che era lì riuscì a rimanere in piedi. All'interno del Tempio lo Spirito Santo, all'interno del Tempio Dio aveva la libertà di agire. C'è scritto nell'ultimo versetto dell'ultimo capitolo del profeta Ezechiele che quel luogo si chiamerà Yahweh Shammah, che significa il Signore è là. Il Tempio di Dio si chiamerà Yahweh Shammah perché il Signore è là.
Noi sappiamo che all'interno del Tempio, il Tempio era così importante perché all'interno del Tempio c'era la presenza di Dio, il Signore era là e là aveva la libertà di agire. Un altro motivo per il quale il Tempio era così importante invece ce lo dice Gesù. Un giorno, criticando i farisei, vediamo questo episodio in Matteo capitolo 23, dice: guai a voi, perché voi dite non importa se giurate sull'altare, l'importante è che non giurate sull'offerta che c'è sull'altare. Oppure dite non importa che giurate sul Tempio, l'importante è che non giurate sull'oro del Tempio. Oppure dite non importa che giurate sul cielo. Gesù dice questo è sbagliato. Importa che giurate sull'altare, importa che giurate sul Tempio. Perché in Esodo, al capitolo 29 al capitolo 30, c'è scritto così: quando voi farete un altare, quel luogo sarà santissimo, ed ogni cosa che toccherà l'altare diventerà santa. L'altare sarà santissimo e ciò che toccherà l'altare diventerà santo. Quindi l'altare è più importante di ciò che tocca l'altare. Il Tempio è più importante dell'oro che c'è nel Tempio. Tutti questi sono motivazioni per le quali il Tempio di Gerusalemme era così importante. Ma perché è importante per noi? Perché tutta questa cosa, tutta questa premessa che abbiamo fatta è importante per noi. In 1 Corinzi capitolo 6, versetto 19, cita così: non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo? L'Apostolo Paolo ci dice che Dio non abita più in templi costruiti da mani d'uomo. Dio abita dentro di noi. Questa cosa ce l'aveva già detta Gesù in Giovanni al capitolo 14, quando dice che stava per risalire al Padre. Parafrasando più o meno dice così: io pregherò il Padre che vi manderà un nuovo consolatore, un altro consolatore, e voi lo conoscete già perché Lui è con voi, ma Lui abiterà in voi. Abiterà in voi, sarà in voi. Lo Spirito Santo sarà in voi. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Tu sei il Tempio dello Spirito Santo, il tuo corpo è il Tempio dello Spirito Santo, e quindi tutto ciò che è stato detto fino adesso, tutta questa importanza del Tempio, tutto questo oggi non vale per questo luogo fatto di mura, di mattoni, di cemento armato, vale per te. Se prima abbiamo detto che una cosa per la quale era importante il Tempio di Dio è il fatto che era il luogo della massima adorazione, oggi il luogo della massima adorazione non è più il Tempio. Oggi il luogo della massima adorazione non è più la sedia su cui tu sei, non è più quello lì il luogo della massima adorazione. Il luogo della massima adorazione è il tuo corpo. In 1 Corinzi 6, versetto 20, l'Apostolo Paolo scrive così: voi siete stati comprati a caro prezzo, per questo glorificate Dio con il vostro corpo. Glorificate Dio, adorate Dio con il vostro corpo, perché lo Spirito Santo abita in voi, vive in voi. Per questo voi siete così importanti, ognuno di noi è così importante. Un altro motivo per il quale abbiamo detto che il Tempio era importante è perché Dio aveva la libertà di agire nel Tempio, la presenza di Dio era nel Tempio, e questo oggi si manifesta attraverso di noi. Quando Paolo parla dei doni spirituali, ci dice che i doni si manifestano in modo diverso in ognuno di noi, perché Dio fa questo per il bene comune della Chiesa, ma attraverso i doni dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che vive in noi si manifesta, come Dio si manifestava nel Tempio, attraverso la sua gloria, attraverso la sua Shekinah. Oggi si manifesta attraverso di noi, attraverso il nostro corpo, e lo fa con i doni che ci dà, con questi doni spirituali che ci dà. Un'altra motivazione per il quale abbiamo detto che il Tempio era così importante è che il Tempio era il luogo santissimo e l'offerta che c'era dentro veniva santificata perché entrava nel Tempio. Il Tempio era il luogo santissimo.
Questo vuol dire che oggi tu sei il luogo santissimo. Oggi tu sei il luogo santissimo. Oggi tu sei il luogo santissimo. E a Dio importa relativamente dell'offerta che tu fai. Importa relativamente del sacrificio che tu fai, perché la tua offerta, perché il tuo sacrificio diventano santi, perché partono da te, perché tu sei il luogo santissimo. La tua offerta e il tuo sacrificio diventano santi perché partono da te, perché tu sei il luogo santissimo. Io vorrei dirti una cosa: non pensare che questa parola di ricostruire il Tempio sia la parola perfetta per la persona che è accanto a te. Non pensare questo. Forse tu dici: io conosco bene questa persona e io lo so che questa persona ha bisogno di ricostruire il suo tempio spirituale. Sbagliato. La persona di fianco a te non ne ha bisogno. La persona di fianco a te è perfetta. Forse tu pensi che questa parola sia adatta per quella persona che tu avevi invitato magari a venire oggi, ma invece è rimasta a casa e sai che è completamente una persona persa nel mondo, che avrebbe bisogno di ricostruire il suo tempio, che forse un giorno è stata grande alla presenza di Dio, ma oggi è completamente persa. Ti dico un segreto: questa parola non è per quella persona. Quella persona è perfetta agli occhi di Dio. Pensa che questa parola sia per te, che non sia per la persona di fianco a te, che non sia per la persona che hai lasciato a casa, che non sia per la persona a cui hai mandato il messaggio. Pensa che questa parola sia per te. Io non lo so quello che tu stai vivendo, non lo so quello per cui tu stai passando, io non lo so se tu hai bisogno di ricostruire il tuo tempio in un modo o nell'altro, ma sono sicuro che ognuno di noi ha bisogno di ricostruire un po' del suo tempio. Io sono sicuro che ognuno di noi può fare qualcosa per migliorare il suo tempio, per migliorare questo luogo santissimo alla presenza di Dio. Abbiamo detto che il capitolo 4 comincia con questa visione di questo profeta Zaccaria che vede un candelabro. Avete presente un candelabro, quello a 7 bracci, no? E sopra questo candelabro c'è un vaso pieno di olio, e questo vaso ha delle piccole cannucce che raggiungono i 7 bracci del candelabro per far scendere l'olio affinché il candelabro possa avere la fiamma, affinché il candelabro possa ardere. Questa cosa ci fa capire che il candelabro è il Tempio. In questa visione di Zaccaria il candelabro è il Tempio. Ma noi abbiamo detto che il Tempio siamo noi, giusto? Il Tempio siamo noi. E Zaccaria vede questo Tempio, questo candelabro che viene rifornito da questo grande vaso di olio affinché la fiamma possa ardere. Il Tempio siamo noi, e questo olio che scende è lo Spirito Santo. E per questo Zaccaria continua dicendo: non per forza, non per potenza, ma per lo Spirito mio. Non per forza, non per potenza, ma per lo Spirito mio. Questo vuol dire che non c'è forza, questo vuol dire che non c'è potenza, questo vuol dire che non c'è opera, che non c'è nulla che tu possa fare che possa permetterti di ricostruire il tuo Tempio. L'unica cosa che ti può permettere di ricostruire il tuo Tempio è lo Spirito di Dio. L'unica cosa che ti permette di ricostruire il tuo Tempio è lo Spirito di Dio. Devi capire questo per continuare a costruire il tuo Tempio. Non c'è nulla che tu possa fare, è solo attraverso lo Spirito di Dio che il tuo Tempio può essere ricostruito. Cosa vuol dire? Che io non devo agire? Sbagliato. Noi vediamo tantissimi esempi nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento in cui le persone agiscono, ma non è per forza, non è per potenza, è attraverso lo Spirito di Dio che le cose accadono. Noi vediamo la storia di Gedeone che con 300 uomini sconfigge l'esercito dei Madianiti.
Eppure se noi andiamo a leggere questa storia vediamo che Gedeone partì da Israele con un esercito di 32.000 soldati. Solo che Dio guardò quell'esercito, disse: Gedeone, no, togline 10.000, togline 22.000, ne restano 10.000. E Gedeone continua la camminata verso l'esercito dei Madianiti, solo che a un certo punto Dio guarda l'esercito e dice: Gedeone, no, ne togli altri 7.700, ne resti solo con 300 contro l'intero esercito dei Madianiti, affinché tu possa dire che non è stato per forza, che non è stato per potenza, ma che è stato per lo Spirito di Dio. Non c'è niente che valga, nessuna opera che possa valere se lo Spirito di Dio non agisce. Il Salmo 127 dice che invane le sentinelle guardano le mura se Dio non protegge la città. Soltanto se lo Spirito di Dio è con noi possiamo ricostruire il nostro Tempio. E questa è una cosa che noi dobbiamo capire, che noi possiamo pregare, possiamo digiunare, possiamo leggere la Bibbia, possiamo fare tutto quello che la Bibbia ci consiglia di fare, ma se noi non chiediamo allo Spirito di Dio di guidarci in questo, noi non riusciremo a ottenere nulla. La cosa più importante per ricostruire il nostro Tempio è avere lo Spirito di Dio dalla nostra parte, perché non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Quando Gesù cominciò il suo ministero, la Bibbia ci dice che il primo di miracolo fu quello di Cana, della trasformazione dall'acqua al vino. Solo che prima del miracolo di Cana vediamo Gesù essere tentato da Satana. E ancora prima di Gesù essere tentato da Satana vediamo Gesù battezzarsi. E il giorno del battesimo di Gesù vediamo una cosa straordinaria, ovvero lo Spirito Santo come una colomba posarsi su Gesù. Questo perché non era per potenza, non era per forza, ma tutto ciò che Gesù ha fatto su questa terra lo ha fatto attraverso lo Spirito di Dio. Quando gli apostoli hanno cominciato la loro missione, dopo che Gesù se n'era andato, Gesù era stato molto chiaro con loro: non fate nulla, ma aspettate a Gerusalemme finché lo Spirito Santo non arriverà da voi. Perché tutto ciò che farete non può essere per forza, non può essere per potenza, ma solo attraverso lo Spirito di Dio. La prima cosa che noi dobbiamo sapere per ricostruire il nostro Tempio, per vedere ciò che manca e riuscire a trasformare questo Tempio affinché sia pieno della presenza di Dio, affinché sia degno di Dio, la prima cosa che dobbiamo fare è sapere, essere coscienti, capire che lo Spirito Santo deve essere con noi. Se lo Spirito Santo non è con noi, se Dio non protegge la città, invano sorvegliano le sentinelle. Dopo queste cose, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti che mi ha mandato da voi, che è il Signore degli eserciti che mi ha mandato da voi. Le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa. Le mani di Zorobabele la termineranno. Quello che Gesù, che lo Spirito Santo ci sta ministrando questa sera, è che Zorobabele, che ha cominciato la costruzione del Tempio, è colui che la può terminare. E io voglio farti una domanda: quando tu hai accettato Gesù nella tua vita, quando tu hai fatto quella scelta, non so se tu sei venuto davanti nella tua chiesa e hai detto io accetto Gesù, quando tu nel tuo cuore, nella tua camera hai detto sì, io voglio Gesù, accetto Gesù, scelgo Gesù, anche se magari sapevi che è Gesù che ti ha scelto per primo, ma hai fatto questa scelta, hai scelto Gesù come tuo Signore e Salvatore. Voglio chiederti se sei stato tu a fare questa scelta o sono stati i tuoi genitori. Sei stato tu a fare questa scelta o è stato il tuo compagno di stanza? Sei stato tu a fare questa scelta o è stata la tua amicizia, è stato qualcuno che ti ha influenzato? Sei stato tu a gettare le fondamenta del tuo Tempio o è stato qualcun altro? Se sei stato tu a gettare le fondamenta del tuo Tempio, se sei stato tu a uscire fuori, a dire io accetto Gesù nella mia vita, se sei stato tu, allora Gesù ti invita a essere tu stesso, a continuare la costruzione del tuo Tempio.
Gesù ci dice una cosa molto semplice questa sera. Nessuno può darti l'intimità che tu hai con me. Nessuno può prestarti la sua intimità. Io e te dobbiamo avere un rapporto speciale. Io e te dobbiamo avere un rapporto speciale. Questo è quello che Gesù vuole con te. Questo è quello che Dio vuole con te. Nessuno può prestarti il suo olio, come quelle 5 vergini stolte chiesero alle altre 5 vergini. Prestateci un po' del vostro olio. Nessuno può prestarti il suo olio. Nessuno può prestarti la sua adorazione. Nessuno può prestarti la sua intimità. Il rapporto tra te e Dio deve essere particolare tuo. Deve essere unico tuo. Se vuoi ricostruire questo tempio, se tu senti che ti manca qualcosa con Dio e vuoi ricostruire, vuoi mettere a posto queste cose, puoi chiedere consigli a destra, a sinistra, puoi chiedere preghiere a qualunque operaio della Chiesa, puoi fare ciò che vuoi, ma Dio vuole un rapporto con te. Dio non vuole un rapporto con la persona che sta pregando per te. Dio non vuole un rapporto con la persona che ti sta consigliando come fare. Dio vuole un rapporto con te. Dio vuole che tu ricostruisca il tuo tempio insieme a Lui, in un rapporto speciale con Lui. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei 7 là agli occhi del Signore che percorrono tutta la terra vedono con gioia il piombino che è nella mano di Zorobabele? Chi potrebbe disprezzare il giorno delle piccole cose? Cos'è il giorno delle piccole cose? Interpretando teologicamente questo testo si dice che il Tempio di Salomone era un tempio maestoso. Il Tempio di Salomone era un tempio pieno di oro, pieno di pietre preziose, con i migliori materiali che c'erano allora. Salomone li aveva fatti portare tutti quanti per costruire questo tempio. Ma il tempio che stavano ricostruendo, il tempio di Zorobabele, non era altrettanto prezioso. Zorobabele non aveva le ricchezze di Salomone. Israele era appena uscito da un esilio e per forza non poteva essere un tempio maestoso come quello di Salomone. Eppure Dio disse così a Zorobabele: il giorno delle piccole cose io non lo disprezzerò. Il giorno in cui questa cosa, anche se è piccola, non è come il tempio di Salomone che era maestoso, ma è un tempio minore, è un tempio più povero, io non lo disprezzerò, perché guardo con gioia l'attrezzo che è in mano a Zorobabele che sta ricostruendo questo tempio. Il messaggio che Gesù vuole lasciare per le nostre vite attraverso questo versetto è questo: forse tu hai vissuto un tempo di splendore con Dio. Forse tu hai vissuto un tempo in cui leggevi la Bibbia, pregavi, in cui ti sentivi pieno, in cui adoravi in ogni momento della tua giornata. Forse hai vissuto un tempo stupendo con Dio e forse tu non stai vivendo questo tempo oggi. Dio non disprezza il modo in cui torna a Lui, anche se torni un passo alla volta, anche se torni un pochino alla volta, anche se torni con piccole cose. Dio si rallegra nel vedere questa piccola cosa nelle tue mani. Dio si rallegra nel vedere questa preghiera che magari tu non fai da tanto tempo nelle tue mani. Dio si rallegra a vedere che tu apri la Bibbia e anche se leggi solo un pochino, Dio si rallegra perché tu lo stai facendo. Per tornare a vivere quel tempo di splendore forse ci vorranno anni, ma Dio si rallegra quando noi cominciamo ad andargli incontro. Quello che stiamo facendo col gruppo degli uomini, Sandro ne ha parlato qualche settimana fa, è riuscire ad arrivare a dei piccolissimi risultati per avvicinarci a Dio. C'è chi di noi ha deciso di leggere un capitolo al giorno per avvicinarsi a Dio, una cosa che non faceva da tanto tempo. C'è chi di noi ha deciso di leggere mezzo capitolo al giorno, una cosa che non faceva da tanto tempo. C'è chi di noi ha deciso di leggere 10 versetti al giorno. Ma vi dico una cosa, Dio si rallegra nel vedere quel piombino
nel vedere quella piccola cosa nelle nostre mani. Dio si rallegra nel vedere che noi gli stiamo andando incontro. Dio si rallegra nel vedere che noi vogliamo ricostruire questo rapporto, che noi vogliamo ricostruire questo tempio, indipendentemente da quali siano le nostre possibilità oggi. Qualunque sia il passo che facciamo, per quanto piccolo, per quanto minuscolo possa essere, Dio si rallegra. Dio si rallegra. Io voglio invitare tutti quanti voi che vedete che vi siete un po' allontanati da Dio sotto qualche punto di vista, a fare questo piccolo passo verso di Lui. Forse tu una volta pregavi 1 ora al giorno, forse eri uno che pregava tantissimo, forse 2-3 ore, e forse da un po' di tempo non lo stai facendo. Ti invito, prega 1 minuto al giorno. Prega 1 minuto al giorno. E io sono sicuro che Dio si rallegrerà nel vedere te che pieghi le tue ginocchia a quel minuto. Dio si rallegrerà del giorno, delle piccole cose, e non lo disprezzerà. Forse tu sei uno che una volta leggeva la Bibbia tanto, che se la mangiava, che faceva il Salmo 119 in 2 minuti. E forse oggi sei uno che non la legge più tanto. Io ti invito, leggi quei 2-3 versetti al giorno, perché Dio si rallegra. No, io no. Il tuo compagno di stanza no, tuo fratello, tua sorella, tuo figlio, tua mamma, forse no. Anzi, forse ti diranno: ma cosa fai? Leggi solo 2 versetti. Ma Dio si rallegrerà del giorno delle piccole cose. Forse tu eri qualcuno che un tempo evangelizzava folle, andava dagli amici, andava dai parenti, andava dalle persone a evangelizzare, e da tanto tempo non lo fai più. Magari lo vorresti anche fare, ma non lo fai più. Io voglio invitarti, dai una parola di benedizione 1 volta alla settimana a qualcuno. Comincia con una piccola cosa, perché Dio si rallegra del piombino che è nella mano di Zorobabele. Non sarà un mare d'oro come il Tempio di Salomone, è solo un piccolo pezzo di legno, un piccolo pezzo di marmo, ma Dio si rallegra nel vedere i suoi figli che vogliono ricostruire un rapporto con Lui. Dio si rallegra, per quanto piccolo sia, nel vedere i suoi figli che vogliono ricostruire un rapporto con Lui. Io gli dissi: che significano questi 2 olivi a destra e a sinistra del candelabro? Per la seconda volta presi a dire: che significano questi 2 ramoscelli di olivo che stanno ai lati dei 2 condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato? Egli mi disse: non sai che cosa significano queste cose? Io risposi: no, mio Signore. Allora egli disse: questi sono i 2 unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Se noi andiamo a leggere questo testo sempre con un occhio teologico, sempre con un occhio più pratico, vediamo che questi 2 unti di cui si parla in questo testo sono il re Zorobabele e il sacerdote Giosuè, ovvero il re della discendenza di Davide e il sacerdote della discendenza levitica che c'era in quel momento. Erano loro che guidavano il popolo. Zorobabele come re era la guida del popolo. Giosuè come sacerdote era alla guida del popolo sotto l'aspetto spirituale, era lui che spiava i peccati del popolo, era lui che poteva 1 volta all'anno entrare nel Santo dei Santi con un'offerta, purificare prima se stesso e poi espiare i peccati del popolo. Solo che oggi questo re, questo sacerdote non ci sono più. Oggi noi che siamo i templi come si parlava di questo tempio qua, oggi noi che siamo i templi abbiamo un altro re e un altro sacerdote, e questo re e questo sacerdote sono la stessa persona, Gesù Cristo, figlio di Dio. Il compito del re noi lo vediamo nel primo libro di Samuele, quando il popolo chiede un re. Fino allora sul regno di Israele governavano dei giudici, ma in primo Samuele vediamo che il popolo chiede un re e dice così: noi vogliamo un re che amministri la giustizia, che ci guidi nelle nostre guerre, che sia a capo del nostro esercito. Ovvero noi vogliamo una guida. Quello che Gesù oggi fa nelle nostre vite è guidarci.
il Re della nostra vita, Gesù, è Lui che oggi ci guida, è Lui il nostro Re, è Lui la lampada ai nostri passi. Oltre a questo c'è l'altro unto, il sacerdote, che a quel tempo era Giosuè, ma per oggi noi, il sacerdote, è sempre Gesù. Sapete cosa faceva il sacerdote? Il sacerdote aveva il compito una volta l'anno di entrare nel Santo dei Santi, nel luogo santissimo, offrire un sacrificio prima per se stesso, per espiare i suoi peccati, e poi offrire sacrifici per espiare i peccati di tutto il popolo. Solo che in Ebrei, al capitolo 7, la parola di Dio ci dice che Gesù ha offerto un solo sacrificio, e offrendo questo solo sacrificio ha purificato se stesso e ha purificato tutti noi. E Lui non entra una volta l'anno per intercedere per noi, ma Lui è entrato una volta e per sempre, e Lui sempre intercede per noi. Se a quel tempo Zorobabele e Giosuè erano la guida e l'intercessore del popolo, oggi noi abbiamo Gesù Cristo che guida le nostre vite e che intercede per noi. Vuoi ricostruire il tuo tempio? Sappi una cosa, che Gesù è con te. Gesù è alla tua destra per guidarti in questa camminata. Gesù è alla tua sinistra per intercedere ogni giorno per te. Amen. Ti invito a alzarti in piedi. Chiamo la lode. Ancora una volta voglio farti riflettere su quello che lo Spirito Santo ha ministrato oggi, e io vorrei che fosse una parola pratica per te. Vorrei che fosse una parola pratica per te, che tu possa mettere in atto la parola che abbiamo sentito questa sera. La prima cosa che abbiamo imparato è questa, che tutti quanti noi probabilmente abbiamo bisogno di restaurare il nostro tempio, indipendentemente. Io conosco la vita di alcuni di voi, non conosco la vita di tutti voi, e la vita delle persone che conosco probabilmente non la conosco neanche così bene. So solo ciò che voi volete farmi sapere, ma io so che tutti quanti noi abbiamo bisogno di purificare il nostro tempio, perché come il sommo sacerdote ne aveva bisogno, sono sicuro che tutti quanti noi abbiamo bisogno un pochino di riavvicinarci a Dio. E per questo quello che lo Spirito Santo ci ha ministrato questa sera è che tutti quanti noi dobbiamo capire, dobbiamo intendere, dobbiamo sapere che nulla di ciò che facciamo ci può riavvicinare a Dio se lo Spirito Santo non è con noi. Come prima cosa, come tua prima preghiera per avvicinarti a Dio, per ricostruire il tuo tempio, chiedi a Dio di mandare lo Spirito Santo su di te, che lo Spirito Santo possa essere il tuo consolatore, che lo Spirito Santo possa essere la luce davanti a te, che lo Spirito Santo sia colui che ti guida, perché come Gesù non poté fare nulla senza lo Spirito Santo, come gli apostoli non poterono fare nulla senza lo Spirito Santo, come Gedeone non poté fare nulla senza lo Spirito Santo, così neanche noi possiamo fare nulla se lo Spirito Santo di Dio non è con noi in questa camminata. Un'altra cosa che noi abbiamo imparato questa sera è che in questa ricostruzione del Tempio Dio vuole avere un rapporto particolare con noi. Dio vuole avere un rapporto intimo con noi e nessuno può prestarci questo rapporto. Per quanto tu possa chiedere alla missionaria, al presbitero, a tuo marito, a tua moglie di pregare per te, nessuno può darti questa intimità che tu hai con Dio. Dio vuole costruire un rapporto sincero con te. Dio vuole ricostruire un rapporto intimo con te. Quindi devi essere tu a piegare le tue ginocchia, devi essere tu a leggere la parola, devi essere tu a ricercare il suo volto. Non lasciare che qualcun altro abbia questa gioia, ma prendi tu questa cosa, prendi tu con violenza, come c'è scritto dai tempi di Giovanni Battista: il regno dei cieli si conquista con la violenza, con la forza. Prendi tu questa responsabilità, non lasciare che qualcun altro abbia questa gioia, ma che sia tua la gioia di vedere il volto di Dio. Un'altra cosa che abbiamo imparato questa sera è che Dio ha gioia nel vedere un figlio che vuole tornare a Lui. Per quanti piccoli possano essere i nostri passi,
per quanto minuscoli possano essere i nostri passi, i nostri risultati si ottengono un passo alla volta. 10 minuti, più 10 minuti, più 10 minuti, più 10 minuti. La somma di tutti questi minuti arriva a ottenere il nostro risultato. Quindi che ognuno di noi possa fare un piccolo passo verso Dio. E infine quello che di più importante dobbiamo sapere è che Gesù sarà per noi un re, sarà per noi una guida e sarà per noi un sacerdote, sarà per noi un intercessore che mai ci abbandonerà finché noi proviamo, finché noi cerchiamo di avvicinarci a Lui, finché noi cerchiamo di ricostruire questo Tempio. Noi possiamo sempre contare sul nostro Re, sul nostro sacerdote in eterno. Amen. E anche se la paura arrivasse, tu sei con me, non sei mai stato lontano da me. Il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te. La profondità del mare, nel più alto cielo, e anche se la paura arrivasse, tu sei con me, non sei mai stato lontano da me. Il mio cuore appartiene a te, 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 e tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. Oh, oh, oh.
appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te. Alleluia. Amém. Alleluia. La predicazione di Enrico ha detto non è per forza, non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito Santo di Dio. È per lo Spirito Santo di Dio. Non importa tutto ciò che noi facciamo per dimostrare chi siamo. Non importa tutto ciò che noi facciamo per dimostrare chi siamo, se noi non abbiamo la presenza dello Spirito Santo che ci guida. E il Signore sta ministrando tanto al mio cuore su Salmo 121, che dice così: alzo i miei occhi verso il monte, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha il cielo e che ha creato il cielo e la terra. Alzo gli occhi verso il monte, da dove mi verrà l'aiuto. Il Salmo 125 dice che quelli che confidano nel Signore saranno come i monti di Siano, che non si muovono, che non si muovono, che non si muovono. Quando noi dichiariamo che non è per forza né per potenza, ma per lo Spirito Santo di Dio, noi dobbiamo essere capaci di donare la nostra vita e di mettere la nostra vita per completo nelle mani del Signore. Credere è diverso di confidare nel Signore. Credere è diverso di confidare nel Signore. Quando noi confidiamo, quando noi mettiamo la nostra fiducia nel Signore, noi lasciamo che il Signore agisca. E io dico che Dio sta lavorando tanto nel mio cuore in questo tempo. Su di questo, metti la tua fiducia in me. Metti la tua fiducia in me. Anche se tu vedi mura che si alzano, metti la tua fiducia in me. E quando Dio dice non è per forza né per potenza, ma è per il mio Spirito Santo, noi dobbiamo renderci conto di quanto vicino noi dobbiamo essere a Cristo, perché Lui agisca nella nostra vita. Perché quando noi ci sentiamo deboli, così è lì che siamo forti. Quando noi ci sentiamo potenti, quando noi ci sentiamo grandi, quando noi diciamo che sappiamo le cose, lì noi siamo deboli. Ma quando noi diciamo: Signore, io non posso nulla, io non so nulla, senza di te, Signore, io non sono capace di fare nulla, senza la tua presenza, chi sono io? Signore, tutto ciò che io faccio, se non sei tu, se non sei tu, allora io non posso fare niente. Io sono... Giovedì la Gabi mi ha avvisato che non poteva... Giovedì la Gabi... Giovedì la Gabi mi ha avvisato che non poteva venire. João non poteva venire oggi. E Naomi ha detto: guarda, io ho mal di gola, non ci riesco a parlare. E poi Naomi è arrivato oggi e ha detto: mio papà non viene, perché lui lavora molto presto, domani mattina e alle 8 lui è già a letto. E ho detto: Dio, cosa farò, Signore? Sarò io da solo lì? A me non piace cantare da solo, ministrare da solo, ho bisogno, Signore. Io mi sono sentito così piccola davanti al Signore, ma quando noi ci sentiamo che non siamo nulla, lì che il Signore agisce. Eu sono arrivato e ho detto: fratello, vuoi cantare? Dai, canta con me. E lui ha detto: dai, se non è la voce, quella base, io posso aiutarti. E abbiamo scoperto che c'è un grande talento, che c'è una grande presenza di Dio nella sua vita. E io pensavo che oggi io mi sentirei da sola qua, ma dopo è arrivato Eto, dopo è arrivato il fratello, e la Chiesa ha lodato insieme. E ha lodato insieme. E quando Enrico ha predicato, non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito Santo di Dio. E ho capito una cosa. Ho capito che io posso dare il mio meglio qua sopra,
ma se non è la presenza dello Spirito Santo, il movere dello Spirito Santo nulla succede. E quindi quando noi pensiamo a questo, noi pensiamo che siamo, non dobbiamo pensare, Signore, io posso dimostrare tante cose, le persone possono vedere me come una grande persona, ma se io non ho il tuo Spirito Santo, allora non vale nulla, Signore. E io vorrei pregare insieme a te oggi. Io vorrei invitarti a venire qua davanti. Io volevo che come me, se tu come me tu hai capito questo oggi, che esiste un momento che noi dobbiamo mettere la nostra fiducia in Dio e lasciare che Lui lavori, perché io non sono il capo di niente, ma Lui è il capo. È Lui che guida, non sono io che guida. Se tu hai capito che hai bisogno di più forza, hai bisogno di più aiuto, hai bisogno di mettere la tua fiducia, e che tu possa essere un monte che non trabalhi, ma rimanga sempre costante, non guarda la destra neanche la sinistra, ma rimanga sempre costante. Io vorrei invitarti a venire qua. Vorrei invitare qua il pastore. Spirito Santo, noi vogliamo essere, Signore, usati da te, soltanto da te, Signore. Noi vogliamo capire, Signore, ogni giorno di più quanto siamo dipendenti da te, Signore. Signore, noi vogliamo capire ogni giorno di più quanto siamo piccoli, Signore, davanti alla tua grandezza, Signore. Noi vogliamo capire, Signore, ogni giorno di più, Signore, che noi non possiamo nulla senza la tua presenza, Padre. Noi non possiamo nulla se non è per il tuo agire, Signore. Signore, questa chiesa è tua, Padre. Signore, sono i tuoi figli, Signore. Signore, non c'è niente, Signore, che c'è nella nostra mano, Padre. Noi sappiamo, Signore, noi sappiamo che tu c'hai un progetto. Noi sappiamo che tu c'hai una storia. Noi sappiamo che tu c'hai un inizio. Noi sappiamo, Signore, ciò che tu vuoi fare con questa chiesa, Signore. E noi sappiamo, Signore, che noi possiamo fare tutto quello che possiamo, ma se noi, Signore, non ci avviciniamo alla tua presenza, se io, se il pastore Enrico, Signore, non ci lasciamo essere guidati dal tuo Spirito Santo, Signore, nulla succederà in questa chiesa, Signore. Se i leader di questa chiesa non ascolteranno la tua voce, Signore, nulla succederà in questa chiesa. Signore, se gli operai non sentiranno la tua voce e non saranno guidati dal tuo Spirito, Padre, nulla succederà, Padre, perché non è per forza, ma non è per potenza, ma è per il tuo Spirito Santo. È per il tuo Spirito Santo, è per il tuo Spirito Santo, Signore, è per il tuo Spirito Santo. Signore, noi vogliamo dichiarare, Signore, che il Signore cresca, che il Signore possa crescere, che il Signore possa crescere, che il Signore possa crescere e che noi possiamo diminuire, Signore, soltanto così, Padre. Noi vedremo l'agire, Padre, perché nessuno può fare miracoli. Io non ho potenza per fare miracoli, ma tu ce l'hai, Signore. Io non ho potenza per liberare persone, Signore, ma tu ce l'hai, Padre. Io non ho potenza, Signore, per aiutare, Signore, persone che vogliono uccidersi, Signore, ma tu ce l'hai, Signore. E Signore, e noi vogliamo fare tutto nel tuo nome, Padre. Noi vogliamo schiacciare i demoni, Signore. Noi vogliamo dire a quei demoni di uscire, Signore, nel tuo nome, Signore. Noi vogliamo pregare per persone, miracoli succedere, Signore, nel tuo nome, Signore. Noi vogliamo, Signore, pregare per persone che sono in depressione, Signore, e loro rialzeranno, Padre, ma soltanto nel tuo nome, Signore. Noi non vogliamo che il nostro nome sia glorificato, noi non vogliamo che il nostro nome sia esaltato, ma il tuo nome, Signore. Non è per forza né per potenza, ma è il tuo Spirito Santo. È il tuo Spirito Santo, è il tuo Spirito Santo, perché il nostro cuore appartiene a te, Signore. Il nostro cuore appartiene a te. Mi
cuore appartiene a te, mio cuore appartiene a te, mio cuore appartiene a te, mio cuore appartiene a te. Tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. Tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. Il mio cuore appartiene a te. Il mio cuore appartiene a te, 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 il mio cuore appartiene a te. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, Ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. Oh, oh, d'amore, misericordia, giustizia e bontà, unità e fedeltà, la tua chiesa ti adora, la tua chiesa ti adora. Tu regni sempre eterno, amore, misericordia, giustizia e bontà, unità e fedeltà, la tua chiesa ti adora.
tua chiesa ti adora. Tuo regno è sempre eterno, l'amore e misericordia, giustizia e bontà, unità e fedeltà. La tua chiesa ti adora. La tua chiesa ti adora. Tuo regno è sempre eterno, l'amore e misericordia, giustizia e bontà, unità e fedeltà. La tua chiesa ti adora. 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 Che lo Spirito di Dio sia con noi, che lo Spirito del vincitore sia con noi, che lo Spirito di colui che ha vinto, che quello stesso Spirito che lo ha risorto sia con noi, perché non è per forza, non è per potenza, ma attraverso il suo Spirito, per mezzo dello Spirito Santo, noi possiamo ogni cosa. Amen. Festeggiamo i compleanni, facciamo una preghiera per le persone che hanno compiuto gli anni questa settimana. Abbiamo almeno 2 candidati. Caterine, prego. C'è Thomas, possiamo fare un'altra preghiera per Thomas. Dopo il culto c'è la cucina, hamburger. Se volete abbiamo preparato anche un luogo in cui poterci rifocillare comodamente. Quest'anno Thomas doppia preghiera, super benedizione, doppia unzione. Amen. Stendiamo le nostre mani su di loro, che Dio possa benedire questo nuovo anno, riempiendoli di gioia, di felicità e del suo Spirito. Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per la vita di Thomas, per la vita di Catrini, Signore, per questi tuoi 2 figli che in questa settimana hanno compiuto un altro anno di vita. Io ti prego, Padre, di venire a prendere possesso di questo nuovo anno in cui sono entrati, che tu possa essere nel controllo di ogni cosa affinché loro possano vivere un anno pieno di gioia, di felicità, di allegria in te, Signore, e che possano vivere un anno pieno di realizzazioni. Nel nome di Gesù, Padre, benedici Thomas, benedici Catrine e questo nuovo anno. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Che Dio ti benedica, che Dio possa benedire la tua settimana, che Dio possa benedire la tua famiglia, che Dio possa benedire la tua vita e che lo Spirito Santo di Dio, che Dio Padre e che Gesù Cristo siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica in nome di Gesù.